E allora mi ricordo che da ragazzino mio padre aveva preso degli uccelli, che poi sono questi qua colorati che vedi qua, con la cresta. Questi qua sono uccelli che da noi arrivano raramente e mangiano frutta, mangiano i cachi, mi piacciono i frutti dolci. E noi avevamo una pianta di cachi davanti a casa e questi uccelli là. Abbiamo chiesto a tutti, ci erano scappati i pappagalli e allora mio padre gli ha sparato a uno per me. Parali, non voleva, ma sono andato su da sto prete e lui mi ha detto che cos'era e gli ho detto se me lo preparava e mi ha detto no, in questo momento dice io devo insegnare, non ho tempo, vieni durante l'estate che ti insegno e così ho fatto. All'epoca non c'erano i congelatori, quindi l'ho dovuto portare da uno che gli aveva insegnato lui durante la guerra, che faceva il contadino, però faceva tutta un'altra attività. E me l'ha fatto, comunque me l'ha preparato e dopo durante l'estate sono andato là con un'allodola, un uccello comune, e praticamente mi ha insegnato con quella, ecco. Quello che mi ha insegnato lui era un metodo di riempimento, cioè si preparavano gli arti, la testa e tutto, e poi praticamente si univano, c'era un filo di ferro che usciva dalla testa e usciva dalla coda e si univano gli arti, col filo di ferro, si univano gli arti a questo ferro centrale e poi si riempiva col cotone. Con una pinza si infilava pezzetti di cotone, si faceva il collo, prima tutto il resto del corpo. E per quello che quello lassù lo vedi tutto impettito, perché ti sembrava di farlo bene così, invece non sono in natura così. Non dirmi impagliare che mi arrabbio. Ok, come si dice? Preparare. Preparare. Ok, io vorrei Perché preparare. anche se si fa il corpo in paglia, ma si impaglia una sedia, un fiasco, non è lo stesso. Ok, Si utilizza come materiale, sì, ma non si dice più impaglia. Era un metodo denigratorio quasi usato per il passato. C'è ancora qualcuno che lo utilizza proprio come in Austria chiamano i colleghi a dare lezioni all'università. Da noi no, viene considerata proprio, ma basta vedere anche a livello giornalistico e quant'altro, tutti i concorsi che ho fatto qua, mi hanno chiesto, è venuta qua la televisione austriaca, quella della Lettonia addirittura, una del Belgio e altri che venivano come freelander a filmare e poi vendevano i cosi. Un uccellino, diciamo, chiaramente dipende anche quello. Se prendiamo un passero è molto resistente. Un passero, uno storno, hanno una pelle molto dura e quindi anche le penne sono dure, è difficile, chiaro, se la fucilata l'ha rovinato uno non te lo porta a preparare, ti porta un soggetto che non è rovinato, ma qualche danno si riesce anche a coprirlo. Domestici non ne preparo, proprio per questo motivo. Siccome li ho sempre avuti anch'io, li ho sempre seppelliti per una questione di principio sua. e li ho sostituiti con altri. La legge regionale che abbiamo noi, il regolamento non è una legge, è un regolamento regionale sulla tassidermia, l'ho fatto assieme alla Confartigianato e al Corpo Forestale dello Stato. Per 30 giorni non li possiamo preparare, sono a disposizione delle autorità. Vengono là, li prendono, li fanno fare le lastre a un veterinario, si trovano dentro pallini, viene sequestrato e se quello che me l'ha portato è un cacciatore ha anche rogne. Per il passato c'erano più faciloneria, ma al giorno d'oggi no. Una contessa veneziana mi aveva offerto, sto parlando di parecchi anni fa, per un suo cagnolino che era un chihuahua, una robetta piccola, mi aveva offerto 2 milioni. E gli ho detto, vabbè, per 2 milioni glielo faccio, ho detto, però me li dà prima, non dopo, non l'ho più vista.